Le osi permanenti sono chiamate Aguelman dai berberi e Guelta dagli arabi. Questa, il Guelta di Timia, è tra le più belle del Sahara. Oltre a questi rari e spettacolari punti d'acqua, il Sahara nasconde nel sottosuolo enormi depositi fossili. Alcuni sembrano inesauribili. Queste riserve gigantesche e sorprendenti si formarono quando il clima era molto più umido. Sono la testimonianza delle grandi estensioni d'acqua che coprirono il Sahara in altre epoche. Cento milioni di anni fa, al posto del deserto c'erano mari, laghi e paludi. Il paesaggio attuale sembrerebbe smentire completamente questa ipotesi, ma ci ha pensato il deserto a preservare innumerevoli resti di quei tempi remoti. Ogni epoca, ogni cambiamento climatico hanno lasciato la loro traccia. Questi frammenti, più o meno decifrabili, sono fossili di dinosauri che lasciarono le loro ossa proprio qui, circa 100 milioni di anni fa. A sud e a sud-est dell'Air affiorano strati di arenaria di 200-300 metri di spessore, che hanno conservato testimonianze di un'epoca in cui queste aride estensioni erano coperte di boschi. Una volta morti, questi alberi furono sommersi completamente dalla sabbia. Nel corso di centinaia di migliaia di anni, i loro tessuti vegetali sono stati rimpiazzati da minerali. Il processo è stato lento e delicato, e alla fine il silicio ha sostituito la fibra del legno senza alterarne le forme. Questi boschi pietrificati, rivelati ora dall'erosione, hanno conservato perfino le venature del legno e gli anelli di crescita degli alberi. La storia del Sahara è estremamente complessa e anche di recente, dal punto di vista geologico, la regione ha subito grandi trasformazioni. Nel corso degli ultimi 2 milioni di anni ha cambiato diverse volte il suo aspetto. Il Sahara ha conosciuto un ultimo periodo relativamente umido circa 10 milioni di anni fa. Il deserto, come lo conosciamo oggi, non ha più di 5.000 anni. Fino a 7.000 o 8.000 anni fa la regione era abitata da elefanti, bufali e ippopotami. Le popolazioni locali disponevano di prede più che sufficienti, alla portata delle loro lance e delle loro frecce. Da quest'epoca in cui la carne abbondava è giunta fino a noi una strana leggenda, legata ai macigni di questi monti, che per forma e aspetto ricordano enormi pezzi di carne. Si racconta che molti secoli fa tutte le rocce dell'Air erano pezzi di carne. Erano tempi felici, nei quali il cibo era così abbondante che bastava giungere fin qui per farne buona scorta. Questa opulenza durò finché un giorno, per qualche strana ragione, Dio si sentì offeso dagli uomini e, per castigarli, decise di trasformare questo cibo in pietra. Quelli che non credono alla leggenda giustificano in altro modo l'aspetto di queste rocce. Raccontano che anticamente erano molli, ma si indurirono per l'azione del sole cocente. Tutti concordano tuttavia nel ritenere che i graffiti rupestri di Davos risalgano all'epoca delle pietre più tenere. Questi disegni furono tracciati dai pastori che allevavano bovini nella parte meridionale dell'Air. Accanto ai loro animali rappresentarono anche delle giraffe. Queste, incise su una lastra inclinata, sono tra le più antiche rappresentazioni artistiche. Le giraffe di Davos sono una delle opere maggiori dell'arte rupestre del Sahara. Tra le caratteristiche più straordinarie c'è la loro dimensione, quasi al naturale.
Le giraffe scomparvero definitivamente da queste latitudini in epoca recente. Nel corso degli ultimi secoli, la caccia e la siccità contribuirono a estinguere definitivamente la ricca fauna della zona. Il Sahara ospita ancora, tuttavia, una sorprendente varietà di animali. Sono loro, senza alcun dubbio, gli autentici protagonisti di questa natura aspra e inospitale.